Giannico, cosa c'è in questo piatto? Frittelle buone, magnifiche imperiali. Frittelle a novembre? Perché cosa che sei? Cioè, va mangiare a novembre? A novembre? A novembre. Eh, Oggi vi mostro le ricette, le frittelle imperiali, una ricetta del 1200 di una straordinaria semplicità che si può fare benissimo a casa e vi garantisco che è proprio buone, che se senti la crema del formaggio che va su in gola, veramente una roba grande. Per farle gli ingredienti più umili e comuni praticamente si compone di un formaggio duro, stagionato, e un formaggio mollo, che può essere ricotta, può essere stracchino, può essere insomma quello che avevi in casa, cioè magari se avevi anche dei scatti metti dentro anche qui invece di buttarli via. Questo è il formaggio molo che mi lo sto lavorando, scusate se ogni tanto mi scappa qualche parola veneta, ma è madrelingua veneta, se devo evito mantecarlo bene. Poi c'è il formaggio duro, io metto dentro più o meno se la stessa quantità di formaggio molo, la stessa quantità di formaggio duro, io metto insieme, guarda che spettacolo. Gli metto dentro bianco d'uovo montato bella ferma, perché il bianco d'uovo è quello grasso che dà la consistenza, poi amalgata tutto bene perché deve essere insomma, una consistenza bella gonfia, perché l'aria dentro che sta emulsionata, che sta messa dentro, una volta che te friggi a venire fuori e puff, viene fuori che figata che conosciamo. Fatto sta roba qua, la lascio riposare. E adesso quando l'olio è caldo cominciamo a friggere. Mi uso olio d'arachide perché mi dà un punto di fumo bello e mi diverte un sacco. Guarda, è una roba semplicissima, così si fa anche le fritte di casa, insomma. hai detto che è del 1200 questa ricetta? Del 1200 si chiama frittelle buone, magnifiche imperiali. Proprio è scritto così. Perché imperiali? Imperiali perché le magna buone così so che l'imperatore E noi altri. e noi altri. Esatto, ho formaggio morbido e uno stagionato. Sì. Si può scegliere quello che si vuole come formaggio, Giannico. E certo, bisogna sempre partire da tutte le ricette che facciamo da una qualità straordinaria del formaggio. Imparare il gusto del formaggio in giro per il mondo è una delle robe che mi diverte di più in assoluto, insomma. Andare in giro per mini caseifici, fare che opere d'arte che voi umani non savi. E ora in base a quello uno fa, perché in cucina in Veneto non si butta via niente, niente. Ma che belli che è, Giannico. Bellissimi. Ma è un primo, secondo, cos'è? No, ma stai francesi inventare l'antipasto primo e secondo. Una volta a Tavola Veneta gli metteva tutto solo a toia. Uno può mangiarsi dell'antipasto del primo, del secondo, perché aveva bevuto un'ombra in più e ora può tenerselo, ma cioè, non è scritto che bisogna farlo per antipasto per primo. Anche un buon spucciotto, insomma. Quindi potremmo sentirsi liberi di mangiarlo come Libero volemo. da mangiarlo. Aspetta un attimo se raffredda e ti sentirai grande. Sì, aspettiamo una perché scotta. Vero. Grazie Giannico. Settimana prossima, altra ricetta, altra puntata. Aspettiamo.